Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Cristiano Patrese, sono il presidente del Rotary Club di Venezia e vi do il benvenuto a questo nostro appuntamento. Prima però di entrare nel merito di questo nostro incontro, ovviamente desidero dare un saluto di benvenuto all'assessore Francesca Zaccariotto, assessore dei lavori pubblici del Comune di Venezia, che è sì nostra socia, ma oggi è in rappresentanza del sindaco Luigi Brugnaro che l'ha delegata a rappresentarlo a questo evento. Altresì un saluto anche al comandante Antonino Loduca, che è anche lui nostro socio, ma oggi rappresenta la Marina Militare e per essa l'ammiraglio Andrea Romani, che è il comandante del presidio della Marina qui di Venezia e comandante dell'Istituto di Studi Militari Marittimi. Saluto anche l'architetto Irina Baldescu, che è in rappresentanza della sovrintendente ai beni culturali di Venezia, Emanuela Carpani. Grazie anche a tutti voi per essere qui oggi in una giornata che è calda, però voglio dire, penso avremo qualcosa di interessante da dirvi. Siamo alla terza edizione del Salone Nautico di Venezia e per la terza volta il Rotary Club di Venezia, anche quest'anno, si inserisce nella programmazione degli eventi di questa splendida cornice con una propria iniziativa. In occasione della prima edizione abbiamo riportato a nuova vita il bellissimo Polittico I Velieri dell'artista veneziano Gianmaria Potenza, che ora si può ammirare proprio alla vostra destra in questa sala che ci ospita oggi. L'anno scorso, con l'iniziativa Mare senza confini e Arte senza barriere, abbiamo voluto mettere l'accento sulla disabilità, intesa come un'altra modalità per comprendere le cose. Di questo siamo molto, molto grati all'artista non vedente Felice Tagliaferri. Per inquadrare quello che di cui oggi andremo a parlare, vi devo chiedere di fare un passo indietro. L'anno scorso, quasi un anno fa, il nostro club ha raccolto alcuni segnali di comprensibile preoccupazione che erano emersi in città, nell'opinione pubblica, sulla stampa, circa l'antica macchina delle corde di Renzo Inio, di cui oggi, ricordo, abbiamo qui i figli, presenti in sala e che saluto cordialmente e caramente e che hanno seguito con attenzione la nostra iniziativa. Renzo Inio, dicevo, che è noto a tutti noi come l'ultimo cordaire veneziano. E quindi il club ha deciso di avviare un proprio service che potesse suggerire alla città, all'amministrazione, ai veneziani, una soluzione per valorizzare questa macchina. Ecco quindi che quest'anno, dopo aver ovviamente preventivamente acquisito il nulla osta, contatti e il nulla osta da parte dei musei civici veneziani che per conto dell'amministrazione pubblica del Comune di Venezia sono attualmente detentori, proprietari della macchina. Quindi, dicevo, siamo qui oggi per presentarvi la proposta di valorizzazione con la quale vogliamo attirare l'attenzione sulle antiche sapienze veneziane e dare nuove chiavi di lettura al nostro patrimonio culturale artigiano in laguna. La proposta che vi illustreremo nasce dall'impegnativo lavoro di un gruppo di architetti, soci del nostro club, che nello stile rotariano hanno messo a disposizione la loro professionalità per delineare un importante documento che oggi contiamo sinteticamente di presentarvi. La presentazione che seguirà ovviamente sarà articolata in 5 brevi interventi.
5 perché 5 saranno le parti che andranno a costituire il documento finale con la proposta che presenta il Rotary. Il primo intervento sarà un inquadramento storico e documentale della macchina e lo riceveremo da una fonte decisamente autorevole, che è la dottoressa Eurosia Zuccolo, che è sovrintendente per i beni archivistici e liberari del Veneto e del Trentino Alto Adige. Anche lei rotariana, che ha dato la sua disponibilità in maniera molto, molto apprezzata. Secondo intervento, analisi dell'attuale composizione della macchina e dello stato dei materiali, nonché delle connesse e difficili operazioni di catalogazione che si sono svolte. Ce lo presenterà l'architetto Claudio Rebeschini e Mario Cherido. Il quarto intervento, il terzo intervento, dicevo, mi sono sbagliato, scusatemi. Il secondo intervento, l'analisi attuale della composizione della macchina e dello stato dei materiali, lo faranno gli architetti Elisabetta Fabbri e Piero Mariutti. Mentre agli architetti Claudio Rebeschini e Mario Cherido chiederemo di illustrarci la proposta per il recupero e per il restauro dei componenti della macchina ai fini espositivi e museali, con un'analisi dei costi che probabilmente questa operazione richiederà. Perché quando io ne ho parlato al sindaco, lui mi ha detto: "Go capio, ma quanti scheghe vuol?" Allora adesso un ordine di idee siamo in grado di darglielo. Il quarto intervento sarà fornito dall'architetto Elisabetta Fabbri e dall'architetto Antonietta Grandesso e riguarderà i criteri e i metodi per la valorizzazione espositiva museale della macchina. Alla fine concluderà il dottor Federico Rossi, che tra l'altro è reduce da un bellissimo e importante impegno a Göteborg in Svezia, dove si è parlato per l'appunto di questo, quindi ha notizie fresche e visioni interessanti da proporci: il restauro, valorizzazione e sostenibilità. La cultura diventa valore condiviso. Bene, la realizzazione di questo importante ed impegnativo service è stato impostato, seguito fin dai suoi primi passaggi con grande tenacia ed encomiabile disponibilità dall'avvocato Maurizio Trevisan, che è presidente della commissione progetti interna al club, a cui vorrei ora passare la parola per un suo breve contributo di pensiero. Ti prego, Maurizio. Ringrazio anzitutto Cristiano per le sue parole, per me particolarmente gradite. Cosa abbiamo in sostanza fatto? Diciamo che ci siamo divertiti, perché lavorare con persone di qualità, di esperienza e che hanno come unico obiettivo quello di realizzare un service, cioè senza nessun interesse diverso da quello del risultato per la collettività, è sempre un piacere. Nell'occasione è stato anche interessante mettere assieme esperienze diverse che vanno da quelle di Eurosia Zuccolo, che per la sua qualità di sovrintendente rappresenta l'amministrazione dello Stato, ma che nella fattispecie è stato tutto fuorché impedimento, anzi è stato stimolo a tutto questo. Io faccio l'avvocato, per me la parola sovrintendente molte volte significa vincolo, problema. Nel caso di Eurosia è stata soluzione di problemi. E poi è stato particolarmente divertente lavorare con amici di cui conosco le capacità conviviali perché spesso ci siamo trovati assieme, ma che in alcuni casi non avevo mai verificato sul piano professionale e che invece hanno dato il meglio di sé nel studiare, nel rinvenire i materiali, nel seguire, nel catalogare e nel mettere assieme il risultato che ora portiamo all'attenzione della collettività. Quindi un'esperienza assolutamente stimolante e assolutamente divertente per me, e spero anche per chi un domani dovesse essere fiutore di questi risultati, nello spirito del Rotary, che è, come il Presidente vi ha ricordato, quello di mero servizio, cioè non ci sono risultati diversi e l'unico compenso è quello che poi si realizza e si vede realizzato. Io allora a questo punto ripasserei la parola al Presidente e mi ritiro. Grazie.
Grazie Maurizio per il tuo contributo di pensiero e soprattutto per l'entusiasmo che hai riservato a questa impresa. Bene, io non rubo altro tempo, passiamo subito la parola ai tecnici. Per prima chiamo a parlare la relatrice, la dottoressa Eurosia Zuccolo, che ci illustrerà per l'appunto l'aspetto storico e documentale della macchina. Grazie. Grazie a tutti, grazie per l'invito. No, non vi parlerò della storia, vi parlerò del perché una sovrintendenza archivistica è qui. E vi dirò 3 parole: archivi, giovani, artigianato. Allora, prima di tutto siamo stati coinvolti di fronte a un bene culturale che sicuramente secondo noi va valorizzato. Abbiamo scelto di lavorare con i tirocinanti di 2 università, Padova e Ca' Foscari. Tra questi uno, Piero Turato, si è immediatamente immedesimato nel ruolo di archivista ricercatore e abbiamo sviluppato un lavoro dei ragazzi per la città. Partendo dagli archivi, vi dirò che i ragazzi da noi approvati hanno scelto di parlare della storia dell'artigianato, dell'archeologia artigianale, della corderia in Veneto e a Venezia. E questo loro studio verrà pubblicato, verrà donato al sindaco appena il progetto sarà completato, perché la sovrintendenza produce, insieme con Rotary, di cui è patrocinatore, un piccolo deplia, un libretto che raccoglie il lavoro di questi giovani. Abbiamo detto che non abbiamo grosse quantità perché non abbiamo ancora ben identificato il momento di utilizzo per il grande pubblico, per i ragazzi che visiteranno, spero, la macchina, per il pubblico che verrà a vederla e tenterà di capire che cos'è stata l'artigianato della corderia a Venezia. Gli archivi, vi dicevo, ci hanno dato una chiave di lettura estremamente interessante, un po' diversa, un po' più cattiva, un po' più crudele, non lo so, indubbiamente di quello che erano delle parole che giravano, e gli archivi ci hanno anche detto una storia di alcuni centinaia di anni, non sempre gestiti con lungimiranza, però abbiamo capito che dal passato noi dobbiamo imparare per il futuro. E quindi siamo arrivati al problema innanzitutto i ragazzi hanno definito archeologia artigianale, che è una cosa molto interessante, testimonianza di un artigianato che nei secoli si è sviluppato, ha sofferto, è morto per vicissitudini sociali, politiche, economiche di un territorio, e questo è quello che noi porteremo avanti nella documentazione storica. Dopodiché artigianato perché solo partendo dal passato noi possiamo arrivare al futuro. Perché se esaminiamo gli errori del passato, questa città può trarre qualche spunto per ricominciare, ripartire o ricostruire un rapporto tra lavoro, uomini e luoghi, che è l'obiettivo con il quale siamo andati a vedere le carte di ieri. E è qualcosa che lasciamo alla città, in eredità, una testimonianza. Poi gli uomini che faranno la città nel futuro decideranno se e come questi elementi possono essere sviluppati, studiati e ricondivisi. Naturalmente alla fine siamo arrivati anche a quello che può essere la figura degli Innio, e io li ho definiti nella prefazione dell'opuscolo gli eroi di questa situazione complessa a cui non potevano probabilmente fare nulla, perché la famiglia si è trovata a gestire un'epoca, anzi le conseguenze di un'epoca storica in cui la marineria aveva spostato la produzione navale in altri porti.
La corderia come la veleria erano fabbriche dove si produceva qualcosa di collegato alla costruzione delle navi, e se la costruzione delle navi va altrove anche tutto il resto. Soprattutto va altrove la gestione organizzativa, sociale di una struttura del territorio. A Napoli i Borbone alla fine dell'Ottocento hanno finanziato con 17.000 fiorini l'acquisto a Londra delle macchine per passare dalla manualità alla tecnologia. Purtroppo a Venezia non c'era chi poteva fare altrettanto. E gli eroi hanno continuato a lavorare. Le corde, ricordiamo una cosa, le corde fanno parte dell'artigianato che ha uno scarso valore aggiunto, perché non ha una componente artistica, non ha una componente umana altamente tecnologica. E quindi, non avendo neanche di quei margini, hanno avuto le difficoltà di una materia prima, le difficoltà di una reperibilità, di un commercio, la mancanza di finanziamenti anche di costruire un substrato organizzativo aziendale capace di aprirsi al mondo e andare a cercare i clienti al di fuori del territorio. Quindi veramente hanno resistito fino al 1970-95, insomma al secolo scorso, come eroi. Adesso io dico, tutte le cose hanno sempre un lato positivo. Che cosa significa per noi oggi parlare di artigianato, parlare di capacità del popolo, della tecnologia, della struttura, dei luoghi, a costruire qualcosa che testimoni il passato, lo valorizzi e dia uno spunto per il futuro. Questo è il motivo per cui siamo andati negli archivi a cercare qualcosa che serva a domani. Ringrazio tutta la mia struttura che è qui, che ha collaborato con passione e interesse, e spero che questo libretto arrivi in fondo agli studenti, ai visitatori, ai turisti che vorranno venire a Venezia a vedere delle cose interessanti. Grazie. Grazie Eurosia per le tue parole. Ecco, volevo dire che questo fascicoletto, di cui vedete la copertina in anteprima oggi, va bene, è in corso di affinamento nei suoi contenuti, va bene, però molto probabilmente a partire dalla fine del mese di giugno sarà disponibile e assieme, cioè la sovrintendenza con il supporto del Rotary Club Venezia ne curerà la diffusione e la valorizzazione nel contesto cittadino a favore dei pubblici che saranno interessati. Sarà un fascicoletto molto snello, molto interessante e molto accattivante. Comunque ecco, poi ci saranno delle iniziative con la quale lo valorizzeremo. A questo punto chiamo qui al tavolo i relatori del secondo item, va bene, e quindi gli architetti Elisabetta Fabbri e Piero Mariutti, che ci parleranno dell'analisi dell'attuale composizione della macchina e dello stato dei materiali. A voi la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete qui. La prima parte di questo nostro intervento ha lo scopo di farvi entrare dentro la sede provvisoria che custodisce la macchina di Renzo Inio. Quanti di voi sanno di che cosa stiamo parlando? Alzate la mano, chi l'ha vista? Beh, una buona percentuale, quindi forse andremo abbastanza veloci. Però noi dobbiamo raccontare, questa è la sede attuale il Magazzini del Ferro, appunto una sede provvisoria, perché quando nel 1995 la macchina viene acquistata dal Comune di Venezia, la macchina viene trasferita ai Magazzini del Sale e da lì rimane fino a quando viene spostata in occasione dell'ingresso nei Magazzini del Sale di Vedova. Dai Magazzini del Sale arriva all'Arsenale. Io credo che questo sia molto importante, perché spesso abbiamo sentito, come dire, l'erronea considerazione che la macchina appartiene all'Arsenale. È una fabbrica artigianale molto importante e molto rilevante, ma la storia di Inio è la storia connessa al luogo della Giudecca e alle dimensioni che questa macchina aveva in quei luoghi.
queste sono alcune immagini. Allora, noi siamo entrati, queste sono immagini del primo sopralluogo, era febbraio. I pezzi sono ordinatamente posti, non sono nella filiera produttiva, ma sono posti in modo ordinato e ci hanno raccontato che fu proprio lo stesso Renzo Inio a collocare i luoghi all'interno di questo spazio. E sono praticamente perfetti, hanno una loro armonia, una relazione di pezzi che raccontano delle storie, anche se vi confesso che tutti noi eravamo assolutamente inebetiti di fronte a tante cose e sgomenti sulla possibilità di arrivare in fondo per decodificare tutte queste macchine. Queste prime fotografie sono fatte scattando senza sapere che cosa stavamo guardando, parlo per me, perché eravamo tutto il gruppo di lavoro, c'era Claudio Rebeschini, c'era l'Antonietta Grandesso, c'era Pietro Mariutti. Loro probabilmente qualcosa di più di me decodificavano, fanno cenno di no con la testa, però sicuramente io fotografavo, ma non capivo che cosa stavo guardando. Qualcuno millanta conoscenze. Tutti questi pezzi poi, un po' alla volta, hanno cominciato ad avere nomi e ruoli. Fondamentale è stato il libro che ci ha messo a disposizione la famiglia, in cui Renzo Inio scrive, descrive, fotografa la sua azienda e grazie a quelle fotografie e dai nomi che lui dà alle cose, noi abbiamo potuto iniziare questo processo di conoscenza. Questo è un esempio di una foto tratta da lì, in cui lui descrive le carrette, in questo caso sono le carrette cedute, non so se magari possiamo abbassare un pochino la luce, che forse lo schermo si vede meglio, cedute al comune, quindi sono in fase di transito. Ma lui cataloga anche i pezzi che vengono ceduti. Ecco, qui vedete sulla sinistra la foto di un pettine della corderia e le foto dei pettini che servivano a fare la prima lavorazione, il primo trattamento della canapa, che stanno depositati al magazzini dell'Arsenale oggi. E qui ancora a sinistra la macchina fotografata in corderia e sulla destra le macchine che stanno nei magazzini del ferro. Queste macchine si chiamano masiole e sono le macchine che servono a realizzare la prima gavetta, cioè la trasformazione dalla canapa al primo trefolo, il primo filo con il quale poi si formeranno le corde. Io guardo gli amici dell'antica corderia Verona che sono qui ospiti, ma adesso parlerò anche di voi, che ci hanno aiutato in questa operazione che altrimenti per me sarebbe stata impossibile, di capire e decodificare il funzionamento di questi pezzi. Altre immagini della masiola, di oggi e di allora. Ecco, qui vedete uno schema, anche questo fondamentale e importantissimo. Disegno di Inio, sempre dal suo libro, come funzionava la masiola. E questo è il primo meccanismo. Quando si parla della macchina della corderia Inio, in realtà non è una macchina, è un insieme di macchine, un insieme di attrezzature che producono la corda. Il primo passaggio è questo, che lavora la canapa e produce il trefolo. Il secondo sarà la produzione della corda vera e propria. Come vedete, adesso vi racconto delle cose che noi abbiamo visto solo grazie alla corderia Tiene, perché con Rodolfo, che oggi non è qui, Rodolfo Moro, ci ha mostrato che in effetti la masiola, che è questo elemento, dovrei riuscire a farlo funzionare qui, questa si chiama masiola, è inclinata e serviva a reggere la torsione ed era ancorata al muro. Il cordaio tesseva la canapa con la ciambella che Inio chiama rana di canapa sul dorso e camminando all'indietro tesseva e nasceva il primo trefolo. Queste sono le macchine che Inio fotografa che stanno partendo per andare ai depositi dei magazzini del sale. Questo è un carro, di cui poi magari parleremo, altre macchine e altri oggetti. Questo, per esempio, si chiama cantiere. Il cantiere serve a tenere, non è una vera macchina, infatti Inio spiega che si chiama deposito per i filati. Se voi vedete ci sono delle matasse che tengono il filo di canapa, non è il filo di canapa, questo è già il trefolo, è la prima o la gavetta, cioè il primo elemento del filato. E qui vedete Inio che si appoggia appunto al suo primo, al trefolo, cioè scusate, al cantiere.
Dal cantiere le macchine passano, i fili, scusate, passano attraverso quella che si chiama trafila e dalla trafila fuoriesce la prima corda, una corda di una certa grossezza. Questi sono le trafile, i foto delle trafile, e vedete anche qui, questa è una ruota di un carro. Nell'elenco dell'inventario di Inio abbiamo che un carro agricolo. Il carro agricolo non c'è più, ma abbiamo le ruote che testimoniano il carro. Queste sono macchine che venivano appunto usate per tirare la corda, e nel tirare la corda si intrecciavano i vari trefoli per formare lo spessore poi dovuto. Lo schema di funzionamento è questo: il cantiere, che è questo, la trafila, che è questo elemento qui, il carro fisso che serviva a dare la forma, e infine la macchina, l'elemento trainante. Questo è lo schema base della corderia che produce la corda. Questo elemento è enucleabile dalla macchina stessa e può diventare la storia di come si forma una corda. Questi sono gli elementi, le chiama forme per la commetitura delle corde, che stavano appunto posizionate grosso modo all'interno del carro fisso. È una schematizzazione questa, non funziona proprio così, però ho cercato di semplificare un meccanismo. E qui mi corre l'obbligo di ringraziare la famiglia dell'antica corderia Verona, di cui abbiamo rappresentanti, non sono della famiglia ma sono lavoratori appassionati, Giorgio e Roberto, giusto? E che noi abbiamo conosciuto quando, grazie a Pietro Mariutti, che ha trovato il contatto, noi abbiamo fatto ricerche in tutti i settori e Pietro era un grandissimo inviatore di link: guardate, leggete, fate, e noi, bravi discepoli, abbiamo letto, studiato, chiamato e siamo andati. Questi siamo noi che guardiamo come si fila la corda, cos'è l'antica corderia Tiene. È quella che io definisco un museo vivo, perché loro lavorano la corda e partecipano alle manifestazioni di tradizione degli antichi mestieri, che non sono, sottolineo, importantissimo rilevare, come ha sottolineato la Soprintendenza di Venezia in varie occasioni, dedicando un convegno e curando una pubblicazione, non sono manifestazioni di folklore, sono il legame forte con il sapere, con la nostra tradizione. All'insegna di quello che ci diceva prima la dottoressa Zuccolo, la nostra forza sta nelle tradizioni, e questo tramandare e raccontare il mestiere come fa purtroppo ci sono molti video, se andate in internet trovate i video di queste manifestazioni e di come la corda viene tessuta, è una testimonianza molto importante di un museo vivo. La dimensione di questo museo è un piccolo museo, non è grande, non ha le macchine che ha la corderia Inio, e ragionando sempre insieme a loro, quello che ci hanno insegnato è che evidentemente la macchina di Inio si è adeguata nel tempo, non filava solo la canapa, ma è arrivata ad avere macchine che filavano corde di ferro, perché lo scrive Inio, perché ci sono i motori, perché ci sono le parti meccaniche. Questa è un'altra immagine che proviene sempre dalla corderia Verona. Come vedete ci sono i pezzi con i nomi. La decodifica per noi è stata fondamentale, ogni pezzo non ha soltanto un nome ma anche una funzione, e quindi grazie a loro abbiamo potuto lavorare sugli pezzi della corderia Inio per dare nomi e quindi collegare l'inventario di Inio, che Inio ci lascia nel suo libro con 30 voci, collegare quelle voci alle fotografie, ai pezzi che ci sono, è stato un lavoro molto faticoso, è stato un lavoro di ricerca, di studio, entusiasmante. Io ringrazio il Rotary per questo, perché non avremmo mai visto, non avremmo mai imparato tutte queste cose bellissime. Però questo testimonia anche che alcune cose sono chiamate con i nomi del dialetto locale. Per cui ci sono degli elementi di cui nell'elenco, nel famoso inventario di Inio, noi non abbiamo potuto decodificare, perché non si trovano spiegazioni di parole che sono dialettali. Sono un paio, non sono tanti. Come funzionavano i pezzi? Ecco, questo è un esempio, è un carro che tira. Ma come funzionava esattamente questo carro che tira? E Roberto, insieme a Rodolfo, hanno realizzato, per capire il funzionamento, un modellino Lego. Vi prego, fate un applauso. Questo è un modello che funziona, è un modello che ci spiega come veniva usato, e questo è un piccolo esempio, però lega
l'apprendimento, lega anche al mondo dei bambini, lega a cosa potrebbe diventare una macchina di questo tipo, la forza di capire, smontare e rimontare le cose da fare. Questa è un'altra immagine che vi mostro, è una foto bellissima, anche se c'è un pezzo che è spurio, perché sembra collegato all'elemento che c'è qua dietro. Ecco, questa cosa qui non c'entra con la grande ruota traforata che c'è lì davanti. E quello che dietro si chiama, potrebbe essere, anzi quasi sicuramente è il giogo delle mucche che potevano tirare i carri nell'antico, è un vecchio attrezzo agricolo. Mentre la ruota, questa ruota così straordinaria e così interessante, ci domandavamo per quale motivo questa decorazione e questi buchi nello scudo. Qualcuno ha dei suggerimenti? Perché? Gli artigiani tutti decoravano le loro macchine, a cominciare dalle pialle, le facevano intagliate, se uno vede pialle del Settecento sono diverse da quelle che si comprano dal ferramenta adesso, e l'arte dell'abbellimento delle proprie attrezzi di lavoro era proprio una consuetudine in un mondo artigiano che era vicinissimo al mondo artistico. Ecco, su questo legame tra arte e artigianato assolutamente noi torneremo nell'ultima parte di questa nostra conversazione. Ma potrebbe esserci anche un elemento di tipo funzionale, e sempre Rodolfo ha suggerito questa motivazione. È come le turbine di un aereo. L'unico modo per vedere se la macchina ruota da lontano è avere degli elementi che ti dimostrano la fissità o il movimento dell'oggetto, e quindi è in qualche modo un meccanismo di sicurezza. E anche questo è possibile se uno ragiona, questa interpretazione è possibile se uno ragiona sul cosa servono queste macchine. Questa è la macchina meccanica più importante, con dei motori, la vedete c'è anche scritto per costruire corde in metallo, è la fotografia di Inio e quella che abbiamo noi oggi alla Giudecca, all'Arsenale. E questa è la macchina, insieme a Inio, lungo quello che era la parte lunga della corderia. La corderia aveva una parte di capannone protetta con una tettoia, in parte, e poi aveva questi lunghissimi 200 metri che non erano coperti, erano all'aperto, e la corda veniva tirata, tessuta all'esterno, come quasi tutte le corderie storiche, tranne ovviamente la nostra grande corderia dell'Arsenale. Questo è un esempio di decodifica dei pezzi. Vi ho cercato di raccontare quanto è stato difficile per noi, entusiasmante, ci siamo tutti innamorati di questi pezzi, ma arrivare a questo è stato un processo di ricerca. È un processo di ricerca che è culminato in questo, l'elenco dei pezzi, che cosa abbiamo trovato, la corrispondente cartella delle fotografie, e come vedete ci sono un paio di attrezzature non identificate. Oltre a questi in realtà ci sono altri pezzi che stanno nelle nostre fotografie e che saranno oggetto di catalogazione, ma non sono nell'elenco di Inio. Noi crediamo che questo primo lavoro sia importante e chiederei a Pietro di raccontare la parte scientifica di questo racconto che vi ho fatto io, un po' pittoresco. Bene, noi furbescamente abbiamo coinvolto il professore Francesco Trovò della UAV, il quale ha coinvolto una stagista, Laura Martinez Moreno, Garcia Moreno, di Valencia, dell'Università di Valencia d'Architettura. Facciamo un applauso a Laura. Complimenti. E abbiamo appunto abbiamo fatto la prima fase di catalogazione per verificare la consistenza e gli elementi in nostro possesso. Quindi dopo la Laura ha fatto, dimensionando, una bellissima schedatura con anche le dimensioni dei pezzi valutati e una valutazione di stato di consistenza di primo livello, diciamo. Dopodiché il lavoro l'ha fatto Elisabetta e dal punto di vista di schedatura si è conclusa in questa catalogazione, ecco, delle schede.
Le schede, appunto, per tutti i pezzi, sono quelli che per tutti questi pezzi corrisponde la schedatura. La schedatura è una schedatura semplificata della scheda ministeriale che cataloga i beni. Sì, scusate, piccola dimenticanza. Cioè. Data la rilevanza della macchina dal punto di vista storico e anche fisico di macchina, ci si è preoccupati di chiedere alla Soprintendenza ai beni architettonici di porre un vincolo, di vincolare questo bene, perché altrimenti sarebbe sarebbe stato in balia di scelte di altro genere, ma non di certo di tutela di questo importante bene storico. Anche perché la cosa affascinante di questa macchina è che serve per fare la cosa più banale che abbiamo nella nostra vita, uno spago, un cordino, che nessuno si pensa cosa c'è dietro, e da un cordino, comunque a seconda di come viene lavorato, può produrre corde, cavi, cime, e fanno parte sempre della nostra cultura del quotidiano. E il processo sta camminando, il processo di vincolo, mi pare, da parte... È stato già fatto l'avvio del procedimento. Ecco, a Marta. I tempi tecnici? Sono almeno 80 giorni, e dopo 80 giorni si può fare l'effetto del 21. Perfetto. Quindi l'abbiamo salvata, questa importante macchina, che poi ovviamente è una macchina che ha più linee, dopo dipende dalla nostra conoscenza, di capire qual era l'ottimale combinazione dei vari pezzi a seconda del tipo di prodotto che si voleva produrre. Ecco, la schedatura, come dicevo, è una schedatura semplificata della scheda, esatto, e qui vedete l'architetto Trovò che ha curato la semplificazione della scheda, che qui è in veste di lavoratore nella immagine di sinistra e ci saluta attestando una presenza spirituale, perché non è potuto essere qui, ma è al nostro fianco in questo lavoro di studio e di ricerca, sia per le fasi di catalogazione, sia per le fasi di comprensione del tipo di degrado e dell'approccio a restauro conservativo. Questo è un materiale a disposizione della Soprintendenza e speriamo che possa essere utile nella catalogazione finale dei pezzi. Perfetto, io sono ancora affascinato dalle parole di Elisabetta e di Pietro, perché ovviamente ci hanno guidato alla scoperta di una macchina che anch'io ho visto tante volte, però adesso capisco la difficoltà del loro lavoro nell'andare a catalogare, individuare, capire cosa servivano e che ruolo avessero nel percorso della produzione. Vi ringrazio. E adesso chiamerei qui l'architetto Claudio Rebeschini e Mario Cherido, che ci parleranno della proposta per il recupero e restauro dei componenti della macchina ai fini espositivi e museali, con l'analisi dei costi di restauro. Mi sembra doveroso ricordare che più di 40 anni fa una brillante intuizione del professor Portoghesi, quando violò l'Arsenale con la famosa mostra della Strada Nuovissima, volle intensamente che all'inizio di questo intervento all'interno dell'Arsenale, primo, ci fosse una macchina di Igno. E mi ricordo che l'intuizione fu geniale, perché lasciò tutti perplessi, e le mostre passano, i cataloghi restano. Sarebbe interessante leggersi il capitolo di Maglio Brusattin su questo momento di trasporto. Io ero giovane, ho avuto la fortuna di andare alla Giudecca con la barca, caricare a questa macchina, e penso sempre al valore che diede Portoghesi a questo elemento. Tant'è che voleva che il ricordo e la memoria della macchina, questa macchina estremamente importante, macchina che ha sempre condizionato un rapporto intimo tra uomo, lavoro e quant'altro, restasse in qualche maniera a memoria. Poi gli uomini passano e le cose cambiano.
Non era un discorso di nostalgia, ma era l'eccezione del termine nostalgia, diciamo greca, era del ritorno a casa della macchina. Molto raffinato, nessuno lo capì. Devo essere ben chiaro. Lo capì bene invece Aldo Rossi, che all'epoca anche lui cercava, ma però ospiti, esercito, ancora demanio militare, insomma fu una cosa molto complessa. Però fui molto fortunato perché ebbi l'occasione di vedere questo oggetto misterioso. Il rapporto poi tra macchina e uomo al Novecento è stato molto complesso e potremmo parlarne a lungo. Ma il problema che ci siamo posti sul restauro di queste macchine, la letteratura è un po' carente della letteratura del cosiddetto restauro. Tant'è che con Mario abbiamo fatto un salto di qualità. Abbiamo trovato un elemento di mediazione tra restauro e valorizzazione / conservazione. È un limite difficile, ma l'abilità di Mario e la sua storia ci hanno permesso di superarlo facilmente. E come ci siamo dato questo limite? Perché la parola restauro vuol dire incidere profondamente nel bene in qualche maniera, mentre la manutenzione e la valorizzazione, da parametri diversi, sempre ci permette di tramandare, ma di intervenire con una mano, usiamo un termine banale, più leggera. Allora, cosa abbiamo fatto? Ringraziando il lavoro di chi ha schedato, di chi ci ha dato e di chi ci ha permesso di conoscere, abbiamo avuto la certezza della conoscenza e da parte nostra anche dell'ascolto. Le macchine non possono parlare, ma suggeriscono e quindi la nostra sensibilità, quando dobbiamo restaurare o valorizzare, è capire questi suggerimenti. Poi abbiamo avuto un'altra certezza importante, la certezza del dubbio, che il dubbio è costruttivo, non negativo. Fin dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci con queste macchine? Perché la banalità sarebbe le smontiamo, le rimontiamo e le facciamo funzionare, ma non era questo il nostro obiettivo. E allora abbiamo avuto che cosa? La certezza del limite. Arriveremo fino a qua. Perché questo? Perché il lavoro che sarebbe stato auspicabile, ma però i tempi e le contingenze ancora non ce lo permettono, è dove ricollocare e come lavorare a queste macchine. Perché, giustamente, prima abbiamo parlato, e dopo? Perché io l'esperienza di e dopo l'ho avuta 40 anni fa e non vorrei ripeterla. E quindi abbiamo fatto qualcosa di più raffinato, di più profondo del restauro. Abbiamo voluto valorizzare nell'obiettivo di riconsegnare la nostra esperienza a chi verrà dopo di noi. Siamo ambiziosi, vero Mario? Abbastanza. Abbastanza. Però le capacità, a mio avviso, ci sono, le premesse, Elisabetta Fabbri le ha fatte vedere, sono sostanziali. L'architetto Baldesco si è messo in marcia ed è importante questo elemento. Voglio dire, l'avvio di questo documento della tutela e la sua conclusione finale, per molti il vincolo è un fatto negativo. A mio avviso potrebbe essere una cosa importante, positiva. Una base in una forma giuridica quello che è la consapevolezza tecnica di un momento, e la ringrazio molto perché con buona pace ci considera solo un blocco. E poi su quello discuteremo, ci arrabbieremo, andremo in contrasto, siamo abituati ormai, insomma, non è mica è la nostra abitudine. Però il vincolo è un elemento sostanziale e in questo caso, Presidente, se c'è il vincolo, e ci sarà fra poco perché è di marzo la via del procedimento, 18 marzo, me lo sono ben scritto in testa, quindi i tempi scadono fra poco, sarà un obiettivo raggiunto a mio avviso eccezionale. Ringrazio ancora Francesco Trovò e la nostra bravissima stagista, la Laura.
senza i quali avremmo avuto un po' di difficoltà oggettiva, visti tutti i nostri impegni, a portare a buon fine questa attività. E poi Mario ha fatto il lavoro più difficile, più delicato, però lui è bravo e è abituato a sporcarsi le mani. Grazie Claudio della premessa. Intanto ringrazio Elisabetta Fabbri che mi ha coinvolto. All'inizio ammetto non avevo capito se come socio del Rotary o come facente parte della Compagnia della Vela, però alla fine ci sono arrivato. Ci ho messo un po' di tempo. Dopodiché ho preso in mano la situazione, abbiamo visto con Claudio come fare e studiando le carte che avevamo preparato, la base di partenza fondamentale che è quella che ha esposto Elisabetta Fabbri e Piero Mariutti prima. Allora, Claudio parlava di manutenzione o restauro. Io metterei un termine in mezzo che è conservazione, se mi permetti il terzo termine. Siamo a posto. Siamo a posto. Conservazione per me significa mantenere l'oggetto come sta col minimo possibile di cambiamenti. È chiaro che una macchina come questa, e permetto subito che il restauro degli oggetti d'arte contemporanei o dell'arte contemporanea è assai più difficile dell'oggetto antico, in quanto non ha la classificazione e tutta la serie di indicazioni che caratterizzavano le opere antiche, che erano ben più canonizzate, ben più classificate di quello che può essere una macchina da lavoro. La macchina da lavoro è un insieme estremamente complesso in cui ci sono probabilmente molte aggiunte più recenti, molti cambiamenti, molte sostituzioni sono state fatte nell'epoca per mantenerle in efficienza. Il concetto di conservazione, quindi, a mio giudizio, penso anche di Claudio, assume un ruolo determinante in quanto non penserei di rendere la macchina operativa se forse non lo è più in certe parti. Non siamo ancora al punto di studio tale da dire qualcosa va cambiato, qualcosa non va cambiato. Bene fa Francesco Trovò anche nei suoi libri, che lui è un grosso esperto di restauro del legno, ha scritto dei testi molto importanti sul restauro dei sedamenti antichi a Venezia, eccetera, a avere un approccio estremamente conservativo in questo caso, è quello che pensiamo anche noi di ottenere. Quindi la conservazione di due materiali, praticamente i materiali, il legno e i metalli. Questo è il fondamento di tutto il sistema. Un restauro, quindi una conservazione che consenta di mantenerlo nel tempo in un ambiente che probabilmente non sarà ottimale, perché sia i magazzini dell'Arsenale sia qualsiasi altro posto dove saranno destinati a andare questi elementi, a Venezia non sarà certo privo di umidità, privo di problemi che caratterizzano questa città. Il legno ha dei problemi conservativi molto grandi, soprattutto dal punto di vista dell'attacco di insetti xilofagi, dell'umidità che ne corrode le parti e della conservazione delle superfici che tendono a ossidarsi. Quindi un buon restauro in questo caso implicherà un trattamento contro gli insetti xilofagi, il consolidamento soprattutto con resine acriliche in emulsione o in soluzione delle parti più fatiscenti e la minima ricostruzione, se non dove è necessario, da un punto di vista strutturale per l'oggetto, seguendo anche il concetto brandiano del minimo riconoscibile. Per quanto riguarda invece il ferro, gli elementi metallici, anche lì abbiamo il problema della ruggine, abbiamo il problema della corrosione molto forte e quindi il problema sarà di passivare questi elementi, trattarli in maniera da garantirne la conservazione con delle sostanze che ne permettano la conservazione appunto nel tempo. Tutto il resto secondo me esula da questo progetto, nel senso che non penso che le macchine verranno mai rimesse in funzione se non a scopi dimostrativi e solo in parte, però questo fa parte di un progetto più ampio. Nel preventivo che abbiamo fatto, non so se sia qui sopra, c'è una parte che è dedicata al restauro vero e proprio, alla conservazione appunto di questi elementi, e una parte che è praticamente equivalente. Ce l'ho di fronte. Ce l'ho di fronte, sì. No, vedo. E una parte che è praticamente equivalente, che è lo spostamento e il posizionamento di questi elementi. Noi ancora oggi non sappiamo dove andranno a finire, sappiamo solo che andranno restaurati in un luogo che probabilmente non è l'Arsenale stesso per vari motivi che vanno chiariti.
Quindi assume una grande importanza il trasporto di questi pezzi, che come avete visto anche dalle foto sono estremamente slegati fra di loro, quindi sono difficili anche da trasportare, hanno bisogno di molte manodopera, maestranze specializzate. Dopodiché andranno portati in un laboratorio, non sappiamo ancora se a Venezia o in terraferma, lì verranno restaurati, conservandoli tutte le loro parti, classificandoli, eccetera. Dopodiché si può pensare a riportarli nel posto in cui verranno mantenuti per l'esposizione. Ecco, sull'esposizione parlerà penso Elisabetta, perché ancora non sappiamo dove verranno messi. Comunque questa è lo deciderà il proprietario. Esattamente. No? Noi possiamo dargli delle idee. Ma... Chiaramente. Questo in linea di massima è l'intervento che abbiamo proposto assieme a Claudio e Elisabetta, appunto. Grazie. Possiamo andare? Grazie. Ovviamente il preventivo che è stato delineato, come ha detto Mario Cherido, è un preventivo che cumulativamente ha quell'importo, però una parte di quell'importo è con punto interrogativo, vale a dire ci sono delle spese certe che sono praticamente la metà di quell'importo, che sono quelle per la manutenzione, il restauro dei pezzi. Poi c'è tutta la parte relativa al trasferimento, alla ricollocazione e alla valorizzazione che però, voglio dire, sarebbero eventualmente affrontati in un secondo momento, no? Allora quando il proprietario, i musei civici, l'amministrazione pubblica definissero bene la collocazione e la valorizzazione della macchina. Mi permetto di aggiungere che la valutazione è fatta, per quanto che abbiamo chiamata stima parametrica, perché non c'è un progetto esecutivo di dettaglio, però è molto vicina al vero, e la cosa veramente importante è la percentuale, quindi l'incidenza del trasporto è altissima e questo potrebbe essere un elemento che orienta delle scelte future. Piuttosto che andare in giro spostando materiali, perché non cercare il luogo più prossimo o la sede definitiva, perché si abbattono i costi in modo consistente. E noi crediamo che sia un ragionamento importante per questo, a prescindere dal singolo elemento di costo, ma dovrebbe poter orientare delle scelte della committenza del proprietà del Comune. Ottimo. A questo punto procediamo con il quarto intervento, che è appunto criteri e metodi per la valorizzazione espositiva e museale della macchina, e quindi chiedo all'Antonietta Grandesso di raggiungermi e l'Elisabetta Fabbri assieme all'Antonietta ci presenterà questo Chiederei anche a Federico di venire con noi, perché in realtà questa parte l'abbiamo ragionata e discussa insieme, visto che in assenza di committente abbiamo fatto delle fantasie insieme anche a Federico. Federico volevo chiamarlo perché lui da buon cavaliere non voleva togliere... Comunque. Io, scusate, volevo fare una segnalazione che mi pare molto importante. Noi siamo in questo luogo che è archeologia industriale. È stato fatto un restauro e un riuso, un riutilizzo e una valorizzazione attraverso anche dei fondi comunitari. Quindi voi vi trovate in una palazzina dell'Ottocento chiamata Modelli, dove in realtà si facevano i pezzi delle navi, non le navi, cioè dei pezzi tecnici delle navi. È stata restaurata e riusata tenendo ben presente l'antica funzione e in più è stata abitata ed è tuttora abitata da una società di ingegneria, e voi avete la possibilità e secondo me il piacere, perché è una sala conferenze di grande livello. Abbiamo ospitato anche un bellissimo politico di Potenza che rappresenta comunque l'arte contemporanea veneziana. Nel giardino che abbiamo fuori vedrete proprio l'innervarsi fra l'attività di ingegneria con la promozione dell'arte contemporanea, e quindi questo luogo è giusto che valorizzi e inizi a parlare di quello che la professoressa Eurosia Zuccolo ha detto, archeologia artigiana.
E su questo metodo, su questo tema di valorizzazione della macchina artigianale abbiamo avuto delle suggestioni bellissime con Federico e Elisabetta, però in realtà è ancora tutto aperto, perché questo potrebbe essere anche una discussione, non dico pubblica, però avere molte suggestioni anche dai cittadini. Scusate, su questa cosa è importante, perché deve essere, come piace molto venire qui, come le persone si sentono coinvolte anche dall'arte contemporanea, credo che questo sia proprio un processo che noi dobbiamo fare di coinvolgimento, perché così come ho visto la bellissima macchina delle corde fatta con il Lego, che è proprio comprensibile per i ragazzi, penso che proprio si debba aprire questo modo di coinvolgere per veramente valorizzare e far conoscere questa macchina delle corde, che è veramente un pezzetto di storia di Venezia. Scusate, era un mio pensiero. Antonietta è veramente un architetto straordinario, che lei declini ogni volta questa professione, come dire, perché lei si occupa di cose bellissime. E in questo caso il contributo di Antonietta è stato determinante. Nel fare cosa? Nel creare delle suggestioni che adesso vi cercheremo di raccontare. Allora, noi ci siamo posti una serie di domande. Che cos'è una macchina? Cos'è questo congegno? Cosa intendiamo per macchina della corderia Inio da valorizzare? Questa non ha una risposta, perché la risposta sarà data insieme alla soprintendenza. Che cosa valorizzare, in che modo? E come e dove. Però noi, con l'occhio, diciamo, con l'attenzione da architetti che cercano sempre di capire le cose da dove vengono e come arrivano e come stavano una volta, abbiamo ricominciato questo processo, cioè ricominciamo adesso con voi, torniamo indietro. Dov'era la corderia Inio? Questa è l'immagine della Giudecca, questa è l'immagine del libro di Inio. Questa è l'immagine di com'era, questa è l'immagine di oggi, la corderia sta qui in fondo e questa era la lunga calle che serviva per la filatura delle corde. Anche questa, ve lo dico, è un'immagine che mi ha mandato Rodolfo di Tiene e non noi veneziani. Eccola qui, questa è la sede della corderia, magari potremmo abbassare un pochino ancora le luci. Questa è la macchina, questa è la lunga filatura. Qui vedete l'uscita o l'ingresso a seconda di come la si prende. E qui vedete la decodifica di altri pezzi. Questi rastrelli che servivano ad appoggiare la corda quando con la lunghezza diventava pesante, che sono esattamente questi conservati nell'arsenale. Anche questi, la decodifica non fu proprio istantanea, al primo momento non erano assolutamente identificabili. Qui vedete il carretto che viene tirato. E qui sono immagini della storia. La corderia all'aperto. Fotografie di repertorio, queste sono immagini che vengono dalle campagne. Le corde erano uno strumento di lavoro, un attrezzo di lavoro dovunque diffuso, non solamente legato alla marineria. Ecco ancora altre immagini che danno il senso della lavorazione, il senso del lungo. Se dovessimo immaginare uno spazio, lo spazio dovrebbe essere lungo e stretto, perché ricorda la tettoia della filiera produttiva. Ecco la tettoia della filiera produttiva, questo è il museo di Carmagnola. Anche qui c'erano degli artigiani che sapevano usare le corde e questo museo, se voi lo cercate oggi in rete, il museo passa al museo digitale, tutto virtuale, tutto informatizzato. In qualche modo mi verrebbe da dire che ce ne sono tanti di musei che raccontano la storia dell'artigianato rurale. Prevedo che con il prossimo PNRR attuativo sull'edilizia rurale ci saranno una marea di situazioni che si
traducono in case rurali che raccontano la storia rurale del posto. Ci sono alcuni spazi affascinanti, alcuni moderni, non leggo i titoli, ma sono musei che trovate nel territorio. Sono pochi, ma ce ne sono tantissime, poche la selezione che abbiamo fatto. E poi c'è questa. Questa è una delle tante immagini in cui vedete gli oggetti ci sono, sicuramente sono conservati contro la rovina del tempo, ma sicuramente hanno smesso di raccontare delle storie. E noi non vogliamo certamente che la macchina di Inio, con questo suo fascino che si porta nel tempo, ritrovi uno spazio, magari sì, grande, quei 500 metri quadrati, che sarebbero anche esagerati rispetto forse alle esigenze vere, però che perda questa storia e questo fascino. Abbiamo parlato di arte, lo citava anche stamattina un nostro ospite, ne ha parlato l'Antonietta, ne hanno parlato i nostri amici al tavolo ragionando. Inio parla di arte. Inio, quando smette di fare l'artigiano produttore di corda, si dedica a quella che è la sua passione, che è fare l'artista. E quello che lui scrive dice che la sua è un'arte che viene dalla corderia. Leggo questa citazione: sentivo che dovevo trasferire sul piano artistico il lavoro della corderia, facendo risaltare gli strumenti, le materie prime, i prodotti naturali utilizzati. E con questo abbiamo cercato di dire, forse quel legame tra artigianato e arte che stiamo cercando potrebbe essere la chiave di lettura. Forse potremmo cercare di ancorare la conservazione dei pezzi che devono raccontare la loro storia anche a qualcosa che sguarda verso il futuro. Vi dico anche così, en passant, che la corderia è chiamata martedì prossimo all'Accademia di Brera a fare una dimostrazione. Quindi il legame tra l'arte, il saper fare antico e l'arte contemporanea non è, scusate, vi parlo, forse spero che non vi infastidiscano queste citazioni, questo ricorrere continuamente a voi e alle vostre attività, però questo dimostra che non è un'invenzione peregrina la nostra, che abbiamo cercato di mettere una correlazione tra l'arte e l'artigianato. Ecco un esempio, alcuni esempi. Antonietta ne avrebbe 100.000 miliardi, ne abbiamo selezionati solo un paio. Questo è uno. Che cosa vuol dire fare arte con le corde? Sono artisti, non sono, come dire, improvvisati. E questo è un altro grande artista che fa delle vere e proprie installazioni. Forse tutta la corderia potrebbe essere una grande installazione. Venezia non può diventare il museo di Carmagnola. Venezia è una città che deve puntare a sorprendere, deve raccontare la sua storia. Venezia ha una grandissima capacità sempre avuta nella storia, quella di raccontarsi. Il fatto di raccontare le sue tradizioni è un'impostazione che questa amministrazione comunale ha già sottolineato più volte. Il sindaco ha riconosciuto questa tutela con una figura delegata a studiare il patrimonio e le tradizioni della città, e di conseguenza noi non stiamo fuori dal seminato. Abbiamo pensato in grande con Ernesto Neto. E abbiamo pensato di chiedere a Studio Azzurro, Fabio Cirifino è il fondatore di Studio Azzurro, e adesso però chiederò proprio il buio totale, perché mandiamo un video. Studio Azzurro sono degli artisti che lavorano nella videoarte, sono antesignani rispetto a tutti, sono dei grandi maestri, lavorano come grandissimi tecnici del multimediale, della realtà aumentata, quindi hanno la componente tecnica potentissima, ma sono degli artisti, quindi spesso e volentieri a loro ci si rivolge per chiedere l'interpretazione di un prodotto, e così abbiamo fatto noi. Abbiamo chiesto se per il Rotary davano una interpretazione di quello che potrebbe essere, ma potrebbe, tra le 1000 situazioni possibili, prendiamo la filiera che si sviluppa per il lungo, mettiamola in una teca che potrebbe stare dappertutto e facciamola parlare attraverso il linguaggio dell'arte.
legami inscindibili, corpi sospesi, gas ed amanti, asini e pesi, alzaie, graticci, cavalli e murate, cime, gomene, vele e virate. Scorre, stringe, drizza, strozza, orza, stramba la randa rotta. Grandi macchine lignee, animali meccanici addormentati, ereditate da una tradizione di funai e cordatrici, evocano un vocabolario dimenticato, fatto di mani, fili e filacci di canapa. Spaghi, trefoli, alzaie, funi, cime, gomene, gherlini, semplici corde. Infiniti gli usi e i mestieri da interrogare per ricordare il filo che unisce il salto del bambino all'imprecazione del marinaio, il salvataggio insperato al cavallo da traino. Avvolta in uno sciame di parole che suggeriscono luoghi, gesti e relazioni senza tempo, si distende la grande teca trasparente che custodisce questo mondo di tensioni cigolanti. Scandita dalla presenza fisica di porzioni di macchine, alternate alla presenza virtuale dell'immaginario popolatissimo che accompagna il mondo delle corde. Dal gesto più semplice, archetipico della mano che afferra lo strumento, riscoprendone ogni volta una nuova funzione, all'inesauribile serie di possibili oggetti e soggetti sollevati e calati, sospesi e rilasciati da una fune passante per un argano, una bitta, un verricello. Grazie per questa suggestione, grazie che ovviamente sottointende un'idea, ovviamente molto efficacemente esposta da Elisabetta e da Antonietta. Passo ora la parola a Federico Rossi, va bene, il quale concluderà questo nostro incontro parlandoci di restauro come valorizzazione e sostenibilità. La cultura diventa valore condiviso. La parola a te. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora io intanto vi svelo una cosa, io non sono un architetto, che in mezzo a tanti architetti uno dice, questo qua cosa ci viene a raccontare? Effettivamente potrebbe essere anche una domanda interessante. Io sono un consulente aziendale, mi occupo di temi di sostenibilità da 16 anni, quindi che ci azzecco qui dentro? Ed è anche un po' la domanda che magari possiamo farci cercando di capire quale correlazione possa esistere tra restauro, valorizzazione, e sostenibilità e cultura, che sembrano dei temi magari tra loro scollegati. Com'è che si collegano? Si collegano se riusciamo a contestualizzare il concetto di sostenibilità, se riusciamo a perimetrare il concetto di sostenibilità. Un tema estremamente attuale, se ne parla tanto, spesso e volentieri però se ne parla in maniera non così corretta. Cioè sostenibilità non è solo sostenibilità ambientale, non è solo una questione di limitare gli impatti, non è solo una questione di rivedere processi e prodotti in un'ottica di efficientamento e di riduzione degli impatti. Sostenibilità vuol dire creare valore condiviso. Cioè il concetto storico della CSR, della Corporate Social Responsibility, è superato da un certo punto di vista. E quindi questo concetto di creazione di valore condiviso è quello che ci permette poi di inserire la cultura, di inserire l'arte, di inserire il restauro della macchina in un contesto di sostenibilità più ampio.
E quindi da questo punto di vista anche la progettazione culturale sostenibile cambia un po' i suoi elementi fondamentali. Deve essere una progettazione inclusiva, dove l'inclusività non è solo un discorso di diversity inclusion, c'è un discorso di accessibilità. Cioè la cultura, in questo caso anche la macchina, deve essere accessibile da un punto di vista fisico, da un punto di vista economico anche, cioè, e da un punto di vista anche competenziale, se vogliamo dire. Cioè, quindi una cultura che si avvicina alle persone, non che crea distacco. Deve essere una progettazione che va nella direzione del rapporto con la sfera sociale. Cioè, la cultura deve andare verso le persone. Cioè, la cultura è fatta dalle persone e deve coinvolgere necessariamente il contesto, la collettività e il territorio. Poi, ovvio, c'è anche una parte di attenzione agli impatti ambientali, che però non necessariamente è la parte predominante. Si sta lavorando anche molto, qui sicuramente l'architetto che rido spiega a me, però ovvio che nel momento in cui dobbiamo salvaguardare il bene, la salvaguardia è la prima cosa. Poi guardiamo gli impatti. Il progetto La macchina delle corde si focalizza, a mio modo di vedere, soprattutto sui primi tre, cioè quindi lasciamo un po' in secondo ordine la parte ambientale, ma vediamo la parte proprio di sostenibilità sociale del progetto. E qui deve un po' cambiare, cioè, la prospettiva storica italiana del restauro, che storicamente va sempre nella direzione della conservazione, che è solo parziale in realtà, perché la conservazione senza la valorizzazione del bene è assolutamente inutile, perché in realtà è la valorizzazione che genera degli impatti sostenibili, cioè che genera una generazione di valore, che genera quella generazione di valore condiviso. E ce lo dice la stessa Convenzione di Faro, dove, estrapolandone un po' i concetti fondamentali, si dice attenzione, che non è l'oggetto in sé il patrimonio culturale. Cioè il patrimonio culturale è l'oggetto contestualizzato all'interno di un contesto sociale e all'interno del quale prende dei significati. Cioè quindi ripristinare il bene senza valorizzarlo è un'attività assolutamente parziale. La sostenibilità va misurata. In questo momento storico non ha più senso parlare di sostenibilità per slogan, ma richiede dei parametri di misurazione. E in realtà la famosa Agenda 2030 dell'ONU, cioè 17 SDG, cioè gli obiettivi di sostenibilità dell'ONU, in realtà non parlano di cultura, o meglio ne parlano solo in maniera molto sottintesa. E quindi è intervenuto l'UNESCO con questo protocollo Culture 2030 a definire 22 parametri di misurazione dell'impatto di sostenibilità di un'attività culturale. E questo qui va appunto nella direzione di misurare, cioè concretizzare l'impatto di sostenibilità di un progetto culturale e quindi anche di un progetto di recupero come quello, diciamo, stimolato dal Rotary, che va nella direzione dei famosi 3 pilastri della sostenibilità, diciamo, teorizzati da Elkington qualche anno fa. Quindi planet, la parte di sostenibilità ambientale, people, la parte di sostenibilità sociale e profit, la parte di sostenibilità economica, perché tutto quanto deve essere comunque sostenibile da un punto di vista economico. Cioè senza la P di profit non andiamo assolutamente da nessuna parte. Tutto questo poi diventa prosperità, proprio in quell'ottica di creazione di valore condiviso. Cioè quindi se andiamo nella direzione che anche questo tipo di progetto possa generare un valore per il territorio, per le persone, allora stiamo facendo effettivamente sostenibilità nella direzione che appunto l'impatto del progetto nostro, ovviamente abbiamo detto non va tanto nella direzione della sostenibilità ambientale quanto della parte di sviluppo sociale e anche di crescita economica, perché qualsiasi progetto di cultura deve anche generare revenue. Questo qua è un po' il framework di riferimento dell'UNESCO 2030, abbiamo questi 22 parametri e a mio modo di vedere il progetto della macchina delle corde incide su una decina, che sono sostanzialmente questi, che adesso velocemente dettagliamo, così chiudiamo anche un po' in velocità, perché sicuramente abbiamo 2 livelli di impatto, cioè un livello legato al progetto di recupero in quanto tale e un livello di impatto legato alla valorizzazione
del bene, che abbiamo visto essere due fattori assolutamente inscindibili, perché è ovvio che la valorizzazione, cioè il recupero senza la valorizzazione non ha senso, ma ovviamente la valorizzazione, se non c'è il recupero a monte, cioè non di fatto neanche parte. Quindi sicuramente, riprendendo appunto il framework dell'UNESCO, il progetto della macchina del corde va nella direzione dell'indicatore, del KPI, del cultural knowledge, perché di fatto andiamo a salvaguardare, cioè un elemento importante della storia economico-sociale del nostro territorio. Cioè, quindi permette di generare cultura, cioè di diffondere cultura salvaguardando effettivamente un patrimonio storico-sociale. Va nella direzione della cultura partecipata ed è, secondo me, questo qui proprio il valore aggiunto portato a Rotary. Cioè Rotary si fa promotore di uno studio di fattibilità insieme alla sovrintendenza e lo dona alla città. Cioè, quindi diciamo, siamo proprio nell'archetipo paradigmatico di quello che deve essere una progettazione culturale partecipata, e si va poi anche ovviamente nell'ambito dell'indicatore del Public Finance of Culture and Governance of Culture, perché ovviamente il Rotary dona il progetto, ma qui dopo ovviamente c'è un ruolo importante da parte dell'amministrazione, perché poi ovviamente bisogna chiudere il cerchio, se no non arriviamo effettivamente al discorso della valorizzazione, che quindi parla di accessibilità della cultura e quindi di mettere a disposizione la macchina. Poi, prima abbiamo visto delle suggestioni, quindi di una accessibilità alla macchina, perché se la macchina non viene valorizzata e quindi non viene resa fruibile per un pubblico vasto, dove pubblico vasto vuol dire cittadinanza, vuol dire scuole, vuol dire turismo, cioè vuol dire ampliare il più possibile in quell'ottica appunto di sostenibilità estesa. Se non rendiamo fruibile la macchina, cioè di fatto c'è questo passaggio di testimone, c'è questo tramandare un pezzo di nostra storia, di fatto cade. Cioè prendere e mettere la macchina dentro un magazzino non avrebbe assolutamente senso. Sì, l'abbiamo salvaguardato, ma non lo stiamo valorizzando. Quindi non stiamo facendo sostenibilità, perché non stiamo creando valore in ottica allargata. C'è una parte anche di educazione artistica, secondo me questa suggestione di ibridare la macchina con l'arte è meravigliosa. Ne avevamo parlato quando abbiamo fatto una riunione con Elisabetta Antonietta, ci è venuto un flash incredibile, perché è spettacolare, cioè proprio valorizzare la corda non solo nella sua funzione tradizionale, ma anche in questa versione quasi metafisica, e da un certo punto di vista cioè crea anche proprio un punto di congiunzione, cioè estende e amplia il concetto di macchina, quindi non solo come storia della marineria, cioè come elemento di produttività e di industria, ma anche come elemento intangibile legato a un concetto proprio di arte e di cultura più ampia. E qui effettivamente le tecnologie ci permetterebbero di fare grandi cose, cioè realtà aumentata, realtà virtuale, cioè quindi non è neanche necessario dover riproporre tutta la macchina, ma effettivamente le suggestioni possono essere veramente, veramente decine. L'ultimo pezzo, compreso cioè tra i 22 obiettivi UNESCO, è il cultural business, perché il business deve generare revenue. Cioè quindi il fatto di valorizzare la macchina cioè deve portare a un progetto espositivo integrato in grado di generare revenue, cioè quindi deve produrre economia. Motivo per cui ulteriormente tenerla chiusa dentro un magazzino non avrebbe assolutamente senso. Cioè un progetto di valorizzazione di alto livello cioè permette anche di generare business, perché non è un'eresia parlare di prodotto culturale, cioè non è un'eresia parlare di impresa culturale, sempre se va nell'ottica della valorizzazione e non della mercificazione, ma stiamo parlando di due cose completamente diverse. Io mi fermo qui perché potrei parlarne per secoli, ma non... Grazie Federico, molto, molto interessante, molto calzante. Il nostro progetto è proprio, la nostra proposta è proprio sorretta da questi pilastri. Ora siamo arrivati alla fine del nostro incontro, ma prima di chiudere vorrei dare la parola all'architetto. Io vorrei ringraziare l'architetto Fabbri e l'architetto Rebeschini per aver messo in valore il nostro lavoro. Sono due professionisti che lavorano molto con noi e li abbiamo sempre presenti. Io volevo spiegarvi che dal momento quando la dottoressa Zuccolo ci ha trasmesso i materiali, un materiale più ridotto rispetto a quello che abbiamo visto in occasione di questo convegno, noi abbiamo fatto un ragionamento su come inquadrare dal punto di vista giuridico questo bene.
perché è una proprietà pubblica, per cui dal punto di vista del codice si poteva vincolare con quello che era la proprietà de iure, però noi abbiamo scelto di inquadrarlo all'articolo del codice 7 bis, che è un articolo con il quale è stata recepita la Convenzione di UNESCO sul patrimonio immateriale come espressione dell'identità collettiva. Però la legge italiana dice che un'espressione di identità collettiva che si manifesta con una forma di cultura immateriale, che è anche un'attività come il fare le corde, può essere vincolata solo se si appoggia su testimonianze materiali autentiche, cioè se può essere inquadrata anche all'articolo 10 del codice. Allora noi all'articolo 10 del codice abbiamo fatto un ragionamento sia con il nostro soprintendente che con due colleghe della soprintendenza e del segretariato regionale di Trieste, che hanno una lunga esperienza di vincoli, diciamo, su beni etnoantropologici, più lunga della nostra. E abbiamo scelto di inquadrarlo con la dichiarazione di interesse culturale eccezionale, con le lettere E che sono dedicate dell'articolo 10,3 lettera E, che vincola le collezioni, perché così tutti questi attrezzi devono rimanere insieme, e con l'interesse legato alla storia della cultura veneziana e della tecnica, che è l'articolo 10,3 lettera D, che tra l'altro qui la proprietà non so se è in capo al Comune o alla Fondazione Musei Civici, perché cambia lo statuto. Comunque i beni dichiarati di interesse con questo comma, se sono proprietà di enti pubblici, diventano anche inalienabili con l'articolo 54. E volevo anche dire che una volta fatto il vincolo, con l'articolo 29 c'è l'obbligo di conservazione, per cui il Comune deve provvedere alla conservazione, e si apre anche la strada ai contributi di cui agli articoli 35, 36, 37, che gli architetti che seguono, che sono procedure lunghe, pennose, però alla fine dopo qualche tempo dei soldi arrivano, adesso si sono attivati, ci sono anche finanziamenti maggiori. E giusto un altro aspetto della valorizzazione della didattica, che penso che l'architetto Beschini possiamo trovare d'accordo, che anche l'importanza di tramandare questo sapere tecnico e meccanico, no? Far vedere ai ragazzi come funzionano questi meccanismi concatenati. Ed è quel tipo di educazione quasi meccanica che forse si è perso nelle scuole in tempi recenti, e che in altri paesi, come nei paesi nordici o in Germania, è una cosa sulla quale si punta tanto, e questo potrebbe essere un elemento cardine anche in un progetto didattico del genere. Io vi ringrazio molto, ringrazio il Presidente e gli architetti Fabri e Beschini, grazie. Grazie all'architetto Baldescu per il suo importante intervento, per una precisazione che ci fa ben sperare per il futuro di questa macchina, perché ovviamente il vincolo la mette in una posizione, in una condizione sicuramente molto agevole per il suo recupero e per la sua valorizzazione. Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro e quella che avete sentito è la nostra idea. Questa è la proposta del Rotary Club di Venezia, che il Rotary Club di Venezia fa per recuperare, per valorizzare questa stupenda macchina, ultima testimone in Venezia di una grande maestria artigianale veneziana impersonata dall'indimenticabile Renzo Inio. Devo ringraziare, e lo faccio, credetemi, di vero cuore, con grande sincerità, per la loro grande dedizione, la loro preziosa disponibilità, tutti i componenti del gruppo di lavoro che hanno lavorato, lo hanno fatto con innegabile, come avete visto, professionalità, per arrivare oggi a questo ambizioso traguardo, dando così in realtà concretezza ad un'idea che chi vi parla, e supportato dal proprio consiglio direttivo, aveva lanciato quasi un anno fa. Quindi oggi abbiamo
quasi tagliato il traguardo. Il traguardo però lo taglieremo tra pochi giorni, quando queste idee, queste valutazioni, queste proposte verranno riunite in un unico documento organico che contiamo di consegnare ufficialmente all'amministrazione comunale quale contributo, quale idea del club, contributo alla nostra città per il mantenimento del grande patrimonio culturale degli antichi mestieri veneziani. Quindi ringrazio tutti per la loro presenza, per l'interesse manifestato, e c'era il desiderio di esprimere un... Grazie. Io da ospite di questo convegno, Giorgio Suppiei, sono, per chi non mi conosce, presidente dell'associazione Artenai. Partecipiamo a un'altra importante opera di conservazione, che è quella delle imbarcazioni tradizionali da lavoro veneziane, che è una componente di questo. Allora, intanto è emozionante aver partecipato a un convegno di questo genere. Volevo ringraziare il Rota di tutto e il suo presidente di questa iniziativa, che è fondamentale, perché il rischio e la preoccupazione che avevano molti veneziani che di queste cose si occupano è che senza un'attenzione particolare andasse disperso questo patrimonio culturale che abbiamo sentito oggi quanto importante sia. La seconda cosa, grazie anche alla Marina, perché si è conservato all'interno di uno spazio della Marina. Se qui siamo in Arsenale, l'Arsenale è giunto a noi in questi termini, è perché la Marina Militare finora l'ha conservato unitariamente in questo modo, e speriamo che la collaborazione e il passaggio all'amministrazione comunale continui in questo verso. Dico soltanto un'altra cosa che può essere costruttiva dal punto di vista operativo. In Arzenà ci sono persone che se ne sono occupate di questa cosa, e quindi segnaleremo magari i nomi. Sono Gigi Divari, un esperto, Silvio Testa, che si è occupato anche di questa cosa, e Giovanni Cagnato dell'archivio di Stato, che ha anche partecipato alla cosa, e quindi siamo a disposizione come associazione se serve qualche cosa. Dico un aneddoto. Quando io, giovane, volonteroso, apprendista marinaio, volevo farmi una barca a vela, un toppo veneziano, con cui poi nei primi anni ho vinto anche tante regate perché era ben costruito, andai da Inio alla Giudecca, ho visto funzionare quelle macchine, sono rimasto lì affascinato, e quello che mi ha chiesto, andai anche perché era anche molto a buon mercato rispetto da studente, era molto a buon mercato nel commercio rispetto ai negozi di nautica tradizionali che li costruivano, e mi chiese per che cosa ti servono quelle corde, e ho detto per armare un toppo a vela, cioè una barca di benissimo. Allora quelle che servono rigide e non estensibili per le manovre fisse vanno fatte in un determinato modo, quelle che servono per le scotte vanno intrecciate in un altro modo. Chi va per mare e naviga a vela capisce esattamente di che cosa sto parlando quando si dicono queste cose. Grazie ancora e complimenti per l'iniziativa. Buongiorno a tutti. A nome della famiglia Inio, sono il marito della signora Inio e la figlia dell'ultimo Corder. Sono due gemelle, Fiorenza e Margherita. Sono un po', scusatemi, sono emozionato. Volevo ringraziare l'ammiraglio, tutto il Rotary e coloro che hanno praticamente fatto un lavoro, a mio avviso, enorme, gigantesco e laborioso. Mio suocero ne sarebbe stato, non felice, ma enormemente felice. Era un suo sogno, era quello che ha detto il Signore, che riguarda come facevano le cime, è vero. Se voi passate in piazza San Marco e guardate le cime che sono ancora nel stendardo, quelle sono fatte a mano, e sono fatte a mano semplicemente perché non dovevano battere molto nei pali che tengono le bandiere e il gonfalone. Dopodiché nel 96, mi sembra, vi dico due aneddoti, poi vi lascio perché siete stanchi, si è bruciata la Fenice, e con mio suocero gli avevo dato una mano e avevamo fatto le cime della Fenice, ed erano fatte a mano.
perché dovevano essere quasi lamellate, e quella macchina, mi permetto di darvi una piccola indicazione che prima diceva cosa sono quei fori. E le cime si dividono praticamente la sua formazione, che va da primo, secondo, terzo tiglio della canapa, e anche quelle che vedete della CTV, quella è canapa pura, mentre per poter lavorare e maneggiare molto bene la cima, deve essere morbida, vanno intrecciate con due tipi di canapa, di due tipi diremo di filamento, una è la canapa e una è la canapa di Manila, che poi è diversa, e una è cocco, e allora diventa molto, molto maneggevole, diventa. E Renzo conosceva tutti questi segreti, era una conoscenza che veniva da molto lontano, era una famiglia, era una conoscenza di tradizione. Poi adesso potrei raccontarvi molte cose, perché io ci ho lavorato diremo gli ultimi anni assieme a lui, e due di queste macchine sono addirittura leonardesche, sono due Masioe, che vengono definite Masioe, e hanno la proprietà, praticamente arrivavano le palle, le grosse palle, e quella macchina che voi vedete che ha tutti i disegni traforati serviva, ho visto il suo video, serviva praticamente per iniziare a fare il primo filamento, ma cioè, erano palle enormi, e dunque ci voleva una Masioe molto, molto grande, e quei fori servono anche per dare areazione. Voi avete visto che ci sono nelle campagne che ci sono quelle Masioe che sono aperte, perché la canapa quando si lavora non si deve riscaldare, deve mantenersi praticamente a una temperatura ben particolare. È per questo che vedete che gran parte del lavoro veniva fatto all'aperto. E la corderia dell'Arsenale, che se potete andarla a visitare, c'ha le colonne con i fori, va bene, con i vari diametri, è 300 metri. Tanto per darvi, perché 300 metri? Perché, per dirle, la nave della Marina, la Vespucci, è armata con 30 km di cima, 30.000 metri, è armata, che vengono fatte dall'Arsenale. Corderia di Napoli. Ecco. Del Castellammare di Stabia, che è attrezzata, cioè è una storia anche questa. Bene. Mi dica? No, sì, basta, taglio. Okay? No, taglio. Sì. No, era soltanto per testimoniare due piccole cose di mio suocero, e grazie mille, e come si dice in gergo marinaresco, è il Maiora, et premia il Maiora. Ringrazio tutti. Grazie. Grazie a tutti, chiudiamo questo incontro, e vi ringrazio per la vostra presenza a testimonianza del nostro impegno. Grazie.